Non so se avete presente cosa significa svegliarsi una mattina su una spiaggia sconosciuta, di fianco a un cane che russa. Più o meno è come svegliarsi nel letto dove hai dormito con la donna che più o meno ami. La prima cosa da fare è spostare quella zampa che ti pesa sul petto. La differenza è che quando il tuo tentativo di sgattaiolare via come un ladro fallisce, il cane non brontola né ti chiede di preparargli almeno il caffè prima di andare in bagno. Ti dà una bella leccata e si piscia assieme, allegramente. Era uno di quei cani grossi grossi, con le orecchie grandi grandi. Non l'avevo mai visto prima. Milano, Sara, il conflitto tra me e Milano, la coalizione di Milano e di Sara contro di me. Gliel'ho vomitata addosso tutta la mia disperazione e Ciuffolo, così lo avevo battezzato, mi ha lasciato sfogare senza interrompermi. E appena mi sono calmato, mi è saltato addosso desideroso di giocare e mi ha dato un'altra leccata. Così si fa, una bella leccata e via, amici per sempre. La prossima volta che vado a ballare ci provo, te lo giuro, Ciuffolo. Raccoglievo ciò che restava della cravatta io e il sole squarciava le nubi, cioè solo un raggio che cadeva dritto dritto sulla mia mano. Ciuffolo me l'aveva ridotta in brandelli la cravatta a forza di morsi e anch'io mordevo le labbra. Mi faceva piangere l'orizzonte, non che il cielo fosse bello, anzi faceva proprio schifo, come ogni cosa da quando Sara non c'è più. Una gigantesca pattumiera in bianco e nero. Così è il mondo in assenza di lei. Nulla ha più senso, nemmeno la raccolta differenziata. E tutto mi commuove, le persone tristi che chissà che sfighe c'hanno, le persone felici che domani soffriranno a causa della felicità di oggi e neanche lo sanno. E mi commuovono pure i medi che chiacchierano davanti al carrello degli antipasti senza mai partecipare al banchetto della vita. È dura, cazzo, durissima. Correva come un dannato Ciuffolo, su e giù per la spiaggia. Mica me ne ero accorto, troppo assorto in uno sforzo di memoria. Sì, Sara andò via da casa nostra il 1° settembre del 95, 10 anni esatti oggi. Mi guardava malissimo il bagnino, chissà perché. Avrebbe fatto meglio a tener d'occhio Ciuffolo, stava facendo la cacca sul lettino. Mi sono avvicinato per sgridarlo, perché ne aveva fatta poca, ma rispondendo a una telefonata, il bagnino si è seduto proprio su quel lettino, proprio in quel punto. Era il momento di levar le tende, a passo spedito. La voce di quell'essere immondo ci inseguiva. Allora, mia bella topona, come sta quel cornuto di tuo marito? Davvero Cafone parlava molto forte. Sì, sì, stasera ti porto a cena, paghiamo con la carta di credito di quel coglione. Davvero Cretino non si era ancora accorto di nulla. Ci siamo rifugiati in un bar, io e Ciuffolo, putrido. Abbiamo parlato a lungo. Già gli volevo un mondo di bene. Io farneticavo a proposito di quello che avrei fatto della mia vita e lui mi ascoltava con un coinvolgimento emotivo commovente. Ansimava addirittura con la lingua di fuori. E poi, che intelligenza! Gli ho spiegato il mio progetto di scrivere un instant book sul caso Piano Man e lui è rimasto senza parole. E continua. Questo è un brano tratto da uno dei libri scritti dal nostro ospite di oggi, qui al Maso Eden, Andrea Velluto, che ha scritto questo "Per favore non chiamatelo amore". Allora, Andrea, adesso parliamo un po' di te. Andrea è un bolognese doc, laureato in filosofia, ha conseguito un master in comunicazione all'Accademia di Comunicazione a Milano e uno di comunicazione in relazione con il pubblico e inoltre hai anche un diplôme d'études en langue française. Mais oui! Ha insegnato yoga ai bambini delle scuole elementari, hai lavorato a Milano come copywriter e a Parma come marketing consultant, nonché come pubblicitario. E poi hai fatto un sacco di bei lavori, finché oggi sei un imprenditore nell'industria turistica, ossia gestisci un B&B a Bologna, che si chiama, Casa dei Merli. ma soprattutto sei uno scrittore e un poeta. Hai pubblicato 2 libri, più un altro sul web, hai ricevuto interessanti recensioni su vari quotidiani e periodici italiani. Andrea Velluto è uno scrittore dissacrante, ironico e divertente, che sa giocare molto bene con le parole, un vero prestigiatore. Davvero Andrea, quello che scrivi, i tuoi libri, ma anche quello che scrivi sul web,
e a me ha divertito, mi ha fatto veramente tanto ridere. Mi sono veramente, veramente divertita e sappiamo bene nella società di oggi quanto bisogno c'è di ridere, di divertirsi. E quindi oserei definire questi tuoi romanzi davvero terapeutici. L'ho trovati spassosi, l'ho trovati demenziali e poi hai dei guizzi di genialità che io così ho affiancato un po' a Daniel Pennac, a Stefano Benni, ma anche a Daniel Glattauer. E in tutti i tuoi libri il tema portante è sempre questo benedetto, maledetto amore. E più è sofferto e meglio è. C'era Bersani che cantava l'amore spacca il cuore, no? Spara, eccetera, eccetera. L'ossessione amorosa, la ricerca della donna amata, storia in realtà finita da 10 anni, per questo per favore non chiamatelo amore, regala forti emozioni che portano Francesco, che è il protagonista del libro, in un viaggio rocambolesco in cui incontra personaggi incredibili e poco raccomandabili, tipo lo slavo Stanko Mortiz. Oh, scusa, rido perché l'impronunciabile Stanko Mortiz, ma insomma è meglio che ce ne parli tu. Grazie Manuela per questa bellissima presentazione. Ehm, Questo primo romanzo è nato diversi anni fa ed è stato il mio primo esperimento con il romanzo, dopo che avevo attraversato tutta la trafila classica della persona innamorata della scrittura, quindi prima le lettere ovviamente d'amore, poi i racconti e a un certo punto è arrivato il momento del romanzo. È stato un parto molto sofferto perché credo di averlo riscritto 15 volte. E, e niente, adesso a distanza di tanto tempo lo sento ormai come una cosa distante, però gli voglio ancora bene. Senti Andrea, la scrittura è un atto d'amore, scriveva qualcuno, non ricordo chi, poi se ti viene in mente a te ce lo dirai. Ci dici quanto c'è di autobiografico nei tuoi romanzi? Assolutamente nulla. Nel senso che io sono fidanzato dall'epoca del liceo con la mia compagna di banco, abbiamo fatto 8 figli, questi 8 figli hanno fatto a loro volta 8 figli, ognuno ha comprato un cucciolo e facciamo questi weekend con i 16 bambini e i 16 cuccioli, siamo tutti molto felici. Quindi sei già nonno, insomma. Scrivere e pubblicare un libro è un atto di coraggio e darsi in pasto al pubblico, no? E insomma, mettersi in gioco. Ci vuole più coraggio, presunzione o sfrontatezza per essere scrittori? Sicuramente coraggio perché per quanto uno si possa proteggere con uno pseudonimo come ho fatto io, per quanto uno possa costruire una narrazione che quindi può sembrare che sia una storia così distante, di fatto è sempre di se stessi che si parla, anche quando si sta parlando del Polo Nord e quindi sì, ci vuole un po' di coraggio. Quali sono gli autori e i romanzi su cui è avvenuta la tua formazione letteraria e qual è il romanzo del quale avresti voluto essere l'autore? Io ho sempre amato molto i libri, però sono sempre stato un lettore pigro. Ehm, diciamo che in particolare per quanto riguarda questo primo romanzo, per favore non chiamatelo amore, il mio riferimento principale è stato Viaggio al termine della notte di Céline. È stato leggendo quello che mi è venuta un po' l'ispirazione, perché fino a quel momento avevo sempre letto libri magari anche molto belli, però con una scrittura abbastanza semplice e impostata. Invece in quel libro Céline usa una scrittura che io definirei scrittura frullatore, nel senso che sembra che lui abbia scritto e poi ha messo tutto nel frullatore, ha mescolato le frasi, virgole, punti esclamativi ed è venuto fuori il romanzo. Il che da lettore all'inizio mi aveva spaesato, l'avevo proprio odiato, però poi mi sono accorto che in tutto questo caos c'era un ordine, cioè c'era un'armonia.
un ritmo e una volta fatta la fatica di entrare in quel ritmo, anche se faticoso, era molto bello stare in quel ritmo perché era un ritmo diverso da quello ordinario. E quindi ho capito che per raccontare le vicissitudini di Francesco poteva essere perfetto uno stile di questo tipo perché l'angoscia della sintassi, perché nel mio libro ci sono questi periodi molto lunghi con 10.000 virgole, che un lettore che non è paziente dopo 2 pagine dice vabbè Andrea Velluto vai a quel paese, e poteva essere molto adatta per esprimere l'angoscia di Francesco. Quindi al di là delle parole anche la sintassi come strumento di espressione. Il genere letterario che preferisci è lo stesso dei libri che scrivi? No, nel senso che io, cioè, pur essendomi laureato in filosofia, non pago di tutti quegli anni a leggere noiosi libri di filosofi. Per un po' di anni sono andato avanti a leggere sempre libri filosofici, psicologici, roba pesantissima. E solo a un certo punto poi mi è scattata la passione per la narrativa, per la poesia, per la letteratura in senso stretto. E questo fatto che mi ci è voluto tanto tempo mi ricorda un po' tutto il tempo che ci è voluto a Francesco per dimenticare Sara, nel senso che Soltanto 10 anni. sì, soltanto 10 anni. E non so bene perché, però ecco, io per uscire da una cosa ho bisogno proprio di sbatterci la testa centinaia di volte e poi posso valutare, ecco, di uscirne, quindi sono un po' testardo. Qual è il libro che hai ora sul tuo comodino? Sul mio comodino da... Se hai un comodino, sempre. La domanda è interessante perché in effetti non ho un comodino, ho una mensola piccolina vicina al Riformula letto. la domanda. Andrea Velluto, qual è il libro che hai ora sulla tua mensola vicino al letto? Sulla mia mensola bianca vicino al letto da parecchio tempo c'è quasi sempre un libro di Pessoa e uno di Bukowski, che sono due poeti che sono agli antipodi perché si esprimono in modo diverso, raccontano cose diverse, però hanno in comune una sorta di violenza verbale, cioè usano sempre delle parole molto forti, delle immagini molto forti e credo che sia quello che mi affascina a me nella scrittura. È un qualcosa di, non so, che nella cucina può essere paragonabile al peperoncino. Citando Pessoa e Bukowski come i tuoi autori più o meno preferiti, insomma, già hai dato un'idea al pubblico di chi è Andrea Velluto. Senti, passiamo a un altro libro e adesso spero di riuscire a non ridere, il cui titolo è Le sorelle Kakakatsov. Se volessi leggercene un brano, Anche in questo caso direi che può essere una buona idea leggere l'Incipit. direi, fai tu. Questa storia qua di particolare c'ha questo, che non lo so come andrà a finire perché è appena cominciata. Aspetta, mi spiego meglio. Oggi, 8 settembre 2013, mentre navi da guerra americane, inglesi, francesi, russe e cinesi, agitate da folate di reciproco scazzo, si mettevano in fila vicino alla Siria, in un mare di diffidenza, ansiose di salire sul treno della storia, e vale a sapere gli sviluppi, ebbene, proprio oggi, 8 settembre 2013, mi è successa una cosa grossa, di quelle che possono cambiartela la vita, e vale a sapere gli sviluppi. Mi è subito salita un'ansia che ciao, e così è andata a finire che dopo tanto tempo mi sono ributtato sull'unica cosa che quando la faccio poi sono più tranquillo, scrivere un libro. E vale a sapere gli sviluppi. Io neanche so se riuscirò a dormire stanotte. Altro che narratore occhio di Dio, so un cazzo io. La vita è un sonno, dice Pessoa. Nessuno sa quel che fa, nessuno sa quel che vuole e nessuno sa quel che sa. E se non lo sa nessuno, figurati io. Io che apro le ali, ma non mi muovo, come un condor ipotetico. Sempre Pessoa. Io che porto dentro di me un tedio disgustato, l'angoscia di un esilio tra ragni. Ancora Pessoa. Se c'è qualcuno che potrebbe saperne di più, quello sei tu.
Sì, perché se stai leggendo questo libro, il cui parto è iniziato l'8 settembre 2013, sei almeno nel 2014, forse anche più in là. Potresti sapere, per esempio, come è andata a finire la ripugnante farsa degli esportatori di democrazie inesistenti. Comunque, se anche lo sai, non è che questo basti per concludere che sei uno che sa, tu, perché in fondo anche tu sei un condor ipotetico in esilio tra ragni, sempre che tu non sia un ragno. In ogni caso siamo sulla stessa barca, io e te. A proposito, piacere, mi chiamo Germano Ninni e alcuni mi considerano un paraculo, ma non lo so il perché, ti voglio bene. Continua. E quindi questo è Andrea Velluto, insomma, questo è un po' lo stile, avete sentito quale originalità, quale demenzialità, quale follia alberga in questo essere che peraltro è simpaticissimo. Ma senti Andrea, lavori, oltre a fare lo scrittore e anche il poeta, ma della poesia ne parliamo dopo, hai questo delizioso B&B a Bologna che si chiama Casa dei Merli, quindi tra turisti che vanno, turisti che vengono, insomma, il tuo lavoro ti prende parecchio tempo. Qual è il tuo tempo per scrivere? Un po' di tempo fa, quando lavoravo in albergo, eh, avevo la fortuna di fare un turno che era sempre il pomeriggio, quindi ho passato almeno un paio d'anni a stare sveglio di notte, a leggere, a scrivere, e quindi il mio tempo per la scrittura era diventato la notte, e che è un momento particolarmente adatto perché c'è silenzio, non ci sono distrazioni e poi sì, c'è un'energia particolare di notte. Adesso invece che scrivo soprattutto poesie, il tempo è qualsiasi momento, anche perché non solo sono passato dallo scrivere a mano allo scrivere a computer, ma sono passato anche dallo scrivere a computer allo scrivere con il telefono. Quindi il momento può essere anche l'autobus, la metropolitana, il divano, il momento in cui mi sto per addormentare, non c'è più il momento, qualsiasi momento può essere il momento. Secondo te, hai parlato di scrittura a penna, a matita per appuntare delle cose, scrittura al computer, scrittura al telefonino. Quanto cambia la scrittura manuale eh, con la scrittura invece su una tastiera o sulla tastiera di un telefonino o di un computer? Cioè poi quello che esce fuori è diverso a tuo parere? Secondo me cambia talmente tanto che io non mi ricordo neanche più com'era la scrittura senza il telefono o senza il computer, perché cambia proprio l'impostazione mentale. C'è questo fatto di poter spostare in un attimo tre frasi, poi incollarcene una in mezzo, cioè io credo che sia proprio cambiato il cervello attraverso il cambio dello strumento che utilizziamo. E quindi questo poi traspare anche, cioè quando si apre un libro, insomma, se è scritto ah, manualmente oppure con mezzi tecnici e moderni. Probabilmente sì, probabilmente è anche per quello che un romanzo dell'Ottocento ci sembra una cosa così distante da noi, cioè non solo perché è cambiata la mentalità, ma è cambiato proprio anche il modo di esprimersi e di articolare un discorso, di costruire una narrazione. Quindi sì, potrebbe essere. Cos'è che fa la differenza tra una persona a cui piace scrivere e uno scrittore? Cioè basta aver pubblicato un libro per considerarsi scrittori? No, sicuramente il pubblicare non c'entra nulla. Io penso che la differenza la faccia il livello di malattia a cui uno è arrivato. Nel senso che vedo un po' la scrittura come una Scusa, rido malattia. perché mi fai ridere, perdonatemi. E, appunto vedo un po' la scrittura come una malattia e come un'ossessione, questo bisogno continuo di riflettere su quello che succede, di farlo attraverso la scrittura. E quindi secondo me uno più è malato più è scrittore. Io per fortuna riesco a fare anche dei periodi senza scrivere. Andrea, secondo te c'è una scrittura maschile e una femminile? C'è differenza? Questa domanda mi mette un po' in difficoltà perché quando si tratta di parlare di donne io ci vado sempre con i piedi di piombo. E,
tra l'altro con un filo di masochismo potrei persino dire che non posso dire granché della scrittura femminile perché a parte Emily Dickinson non ho vissuto dei grandi amori per scrittrici, probabilmente perché almeno nella letteratura preferisco avere a che fare con esseri più ragionevoli, insomma. Ti sei scatenato contro l'ira di tutte le femministe, di tutte le donne italiane. Quelle me le ero già giocate con il titolo, Le sorelle cagacazzo. Anche, anche questo è vero. Corsi di scrittura creativa, favorevole o contrario? Sono molto favorevole perché come in tutti i corsi si inchioda, si conoscono, cioè gli uomini conoscono donne, le donne conoscono uomini, quindi è un'occasione per socializzare. Però ecco, non penso che si possa insegnare a scrivere. Mi trovi fondamentalmente d'accordo. Parlando di libri, a tuo parere in Italia è la crisi dell'editoria o è una crisi culturale? Se parliamo dell'Italia contemporanea, penso che la parola crisi la si possa declinare in tutte le accezioni possibili, cioè non che ci sia una cosa che è in crisi, sarebbe difficile dire che cosa non è in crisi, quindi sicuramente c'è la crisi di un sistema industriale, sicuramente c'è una crisi culturale, insomma è proprio una crisi globale. Se ne potrebbe parlare per 5 ore, però Guarda, forse... abbiamo 1 minuto e mezzo per spiegare ancora. Beh, visto che ho avuto 1 minuto e mezzo, magari posso accennare rapidamente a un aspetto della crisi culturale che mi sta particolarmente a cuore e che è la scuola. Nel senso che io non posso fare a meno di constatare che per 13 anni cercano di farci amare i libri e il risultato è che uno esce da scuola e dice non leggerò mai più, finalmente posso fare altre cose, quindi è un'istituzione che è attualmente piuttosto fallimentare e quindi bisognerebbe prenderne atto secondo me per trasformarla radicalmente. Adesso sogniamo un po'. Metti caso che, per esempio, per favore non chiamatelo amore, capitasse in mano ad un produttore cinematografico, il quale ti chiedesse appunto di farne un film e tu avessi anche la possibilità di scegliere regista, protagonista femminile e protagonista maschile. Fuori i nomi. Regista è sicuramente Danny Biancardi, che è un giovane regista toscano molto bravo. Attore a tutti i costi Woody Allen, a costo di stravolgere completamente la sceneggiatura e cambiando il film e facendo lui protagonista, quindi diventerebbe, non so, la storia d'amore tra due anziani, però Woody Allen. Protagonista femminile, quindi Sara. Protagonista femminile Scarlett Johansson perché ritengo che abbia un'ottima dizione. Mi piace questa cosa che punti in alto, basta avere le idee chiare, insomma. E allora, 3 aggettivi per descrivere, per favore non chiamatelo amore, che abbiamo dimenticato di dire che è edito dal Moby Dick, editore. 3 aggettivi per descriverlo. Scemo, impegnato e un po' pazzo. 3 aggettivi per descrivere le sorelle Cacacazzo. Un po' pazzo, impegnato, scemo. Volevo sapere i tuoi progetti per il futuro, perché io so che tu sei anche un poeta, sempre demenziale, ma sempre comunque un poeta. Quindi progetti per il futuro, non so, stai scrivendo la sceneggiatura di un film, stai scrivendo un altro romanzo. Al momento scrivo quasi esclusivamente poesie, principalmente appunto con il telefono sull'autobus, vabbè. Però ho come l'impressione che stia arrivando un nuovo romanzo. Però questa volta credo di aver da tirar fuori qualcosa di talmente pesante, imbarazzante che mi sa che non basterà neanche lo pseudonimo, cioè dovrò inventare qualcos'altro.
tipo non so, magari prima spostarmi in un altro continente, poi firmarlo col nome di... boh, non lo so, ci devo pensare. Va bene, tanto HTO TV noi ti seguiamo sempre, pertanto vedremo che cosa uscirà fuori. Ti senti più poeta o più scrittore? Non lo so. Per quale motivo il pubblico, le persone, i lettori dovrebbero acquistare i tuoi libri? Perché poi io guadagno. Mi sembra veramente un ottimo motivo. Grazie a tutti voi di essere stati qui con noi, grazie ad Andrea Velluto che ha fatto un bel po' di strada per essere qui con noi, ma grazie anche ai nostri meravigliosi ospiti, il Maso Eden, questo paradiso che ci ha così gentilmente accolti. E ovviamente grazie a Manuela Minelli e a Elisir Letterario. Andrea Velluto, per favore non chiamatelo amore, e le sorelle Cacacazzo.